Sindaco, è suo dovere ascoltare i suoi cittadini, recita lo striscione che le mamme tengono teso davanti al municipio di Villaverla, una manifestazione spontanea di genitori e figli per salvare il Mulino dei Sogni, luogo immerso nella natura dove i bambini possono fare attività ludico-ricreative. La querel tra genitori e primo cittadino di Villaverla, Ruggero Gonzo, va avanti da tempo con il sindaco che, tra ordinanze, pareri di provincia e comune, perizie, porta avanti la chiusura del luogo alle attività. Il luogo non sarebbe idoneo ai bambini. Dall'altra i genitori con controperizie, richieste di informazioni alla regione che dicono esattamente l'opposto e richiesta di incontri come quello dell'altro giorno che il primo cittadino disattende. Da qui la manifestazione. Come genitori siamo caduti dalla sedia quando abbiamo letto che il sindaco dichiara di aver risposto alle istanze di noi genitori e dell'associazione. Questo non è assolutamente vero. Abbiamo raccolto decine di PEC mandate da noi genitori in particolare, ma anche PEC mandate dall'associazione e dal legale dell'associazione, a cui il sindaco non ha mai dato risposta. Tramite l'avvocato abbiamo chiesto a tantissime riprese che lui producesse questi documenti, che ci facesse vedere chi diceva cosa, perché se avremmo dovuto chiudere, chiudevamo. Invece non è mai stato prodotto dal comune nessun documento. Si chiedono ancora i genitori come sia possibile che il Mulino dei Sogni non possa esistere mentre a pochi metri di distanza esista un'oasi gestita da Villaverla con Caldonio e due ville con migliaia di visitatori, compresi i bambini.